Buongiorno a tutti, iniziamo in orario, essendoci una diretta su YouTube, questa presentazione del 22esimo rapporto statistico, un appuntamento ormai tradizionale. Ringrazio i presenti, ringrazio gli autorevoli relatori, ringrazio chi è collegato via streaming. La parola subito alla rettrice, professoressa Tiziana Lipiello, che ci ospita tradizionalmente, che quindi ringraziamo anche quest'anno per la gentile concessione di questa splendida sala. Grazie. Dottor Pelloso, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti in questa splendida sala del nostro Ateneo. Oggi anche per noi, anche per l'Università, è un giorno importante perché il rapporto statistico è uno strumento per fotografare e monitorare il quadro congiunturale del tessuto socio-economico e le principali tendenze in corso. Io qui ovviamente vi do il benvenuto come rettrice di Ca' Foscari, ma ci tengo a sottolineare che in questi anni, grazie al PNRR, le 4 università della Regione Veneto si sono molto impegnate e anche in modo collaborativo per dare a questa Regione un valore aggiunto e noi pensiamo che le università sono i luoghi della crescita sociale dei nostri ragazzi e quindi un motore importante per la nostra Regione. Saluto l'assessore Calzavara, l'amico Maurizio Gasparin e tutte le persone che hanno contribuito all'elaborazione di questo importante documento e resto qui con voi per ascoltarvi. Grazie. Grazie professoressa Lipiello. La parola all'assessore Francesco Calzavara, assessore regionale alla programmazione, bilancio, organizzazione, enti locali. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento alla rettrice Lipiello per la ormai consueta disponibilità che ci dà di questa sala che ci permette di presentare ancora una volta il nostro bilancio statistico, quello che la Regione in qualche modo cerca di certificare al di là di quelli che sono i procedimenti, quelli tradizionali, ad esempio quello del rendiconto che ci vedrà tra qualche giorno andare in Corte dei Conti e testimoniare la bontà del percorso amministrativo della Regione del Veneto, però credo che quello che andiamo a presentare oggi ancora una volta sia una fotografia molto più vera di quello che è successo nell'ultimo anno, ma come vedrete, insomma, quello che abbiamo cercato di dire, quello che è successo nel corso di questi 15 anni. Quindi sono molto soddisfatto di aprire anche quest'anno e probabilmente per l'ultimo, anzi sicuramente per l'ultimo, visto che c'è una fine di legislatura e poi il futuro è curioso. Il convegno relativo al rapporto statistico regionale 2025, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, giunto alla 22esima edizione. Saluto i partecipanti qui presenti e le numerose persone collegate via web. Nella giornata odierna, grazie agli autorevolissimi relatori, che ringrazio sentitamente, e le videoproiezioni, argomenteremo i temi trattati nel rapporto, accompagnando l'auditorio nella comprensione di questo corposo e stimolante lavoro. In effetti l'edizione 2025 non si limita all'ormai tradizionale analisi congiunturale, ma fornisce uno sguardo a 360 gradi di medio e lungo periodo, nell'intento di tracciare il quadro evolutivo degli ultimi 15 anni, nell'ambito degli eventi socio-economici ed ambientali che l'hanno attraversato. Quest'anno il rapporto ci offre l'opportunità di riconoscere le trasformazioni strutturali che il Veneto ha affrontato, consentendoci altresì di immaginare le future linee di sviluppo sulla base di dati oggettivi raccolti e elaborati con metodo scientifico. In questo senso le immagini che anticipano ciascun capitolo vogliono proprio comunicarne l'obiettivo, il quale, superando la rappresentazione delle contingenze, si spinge sino alla ricostruzione storica del nostro vissuto, ove il dato statistico non si riduce a mera cifra, bensì concorre a disegnare i fondamentali di un'intera società. In quest'ottica giova ribadire che il rapporto statistico costituisce un importante ausilio di studio, aggiornamento ed orientamento a beneficio non solo del governo regionale nella sua funzione di indirizzo politico, ma anche e soprattutto per il mondo dell'imprenditoria, per gli studiosi e per i cittadini. Tutti i soggetti interessati ad acquisire una chiave rigorosa, una visione oggettiva delle dinamiche che animano la realtà della nostra regione. Analogamente alle altre elaborazioni statistiche reperibili sul sito della Regione, il rapporto si conferma un ausilio tecnico e al contempo divulgativo per la comprensione del presente e la costruzione del futuro, a beneficio di coloro che sono chiamati ad immaginare e interpretare la realtà in evoluzione.
Venendo al merito, l'impressione complessiva che si trae dalla lettura del lavoro e dall'esame delle conclusioni, pur senza dimenticare taluni aspetti di criticità, è sostanzialmente positiva. I dati, pur registrando negli anni l'influsso di fenomeni avversi e repentini in vari settori di origine interna e internazionale, tanto a livello politico quanto a livello economico e demografico, molti dei quali non previsti né prevedibili, lasciano comunque spazio all'ottimismo. Il territorio veneto, mantenendo servizi efficienti ed un'economia resiliente e trainante per l'intero Paese, dimostra ancora un tessuto reattivo e dinamico che è in grado di offrire alle nuove generazioni buone opportunità di inserimento e di crescita, tali da consentire la previsione di un positivo trend di sviluppo anche per gli anni futuri. Questa prospettiva, che trasmette fiducia, trova le sue ragioni nei dati espressi da alcuni settori chiave, come quelli dell'istruzione e dell'impresa, due mondi che non procedono più autonomamente, ma che hanno iniziato a dialogare in sintonia. Se per un verso le imprese, consapevoli delle sfide concorrenziali a livello globale, hanno iniziato a riorganizzarsi sul piano dimensionale, dall'altro altresì hanno avviato un processo di sviluppo coordinato con gli istituti di formazione tecnica, soprattutto finalizzato alla creazione e all'acquisizione di nuove professionalità. Il fenomeno sembra aver prodotto un trend positivo anche nell'istruzione universitaria, ove la popolazione studentesca risulta aumentata. Sono queste solo alcune considerazioni di sintesi, altri potranno essere elaborate alla conclusione della lettura del rapporto statistico. Proprio per la sua finalità di strumento operativo, il volume è dotato anche quest'anno di una serie di QR code che collegano i capitoli del rapporto ai documenti relativi alla programmazione regionale. Sul sito internet dell'Ufficio Statistica il rapporto viene proposto in una versione interattiva via web, dove si possono visualizzare e scegliere le variabili e indicatori da esplorare in maniera semplice e guidata. Vi invito anche a visitare tutto il sito della statistica della Regione del Veneto, ricco di dati e analisi su vari argomenti di agevole consultazione e in continuo aggiornamento, nell'auspicio che i dati e le analisi offerte possano contribuire a fornire un'immagine accessibile, obiettiva ed esaustiva sulla realtà del territorio veneto. Permettetemi infine un sentito ringraziamento in particolare alla sede regionale della Banca d'Italia, ad ARPAV, come a tutto il gruppo di lavoro della Direzione del Sistema dei Controlli e Sistema Statistico Regionale, diretta dal dottor Peloso, e delle unità organizzative SISTAR, diretta dal dottor Alberti, che ha lavorato con impegno e professionalità alla stesura del rapporto. Nello spirito costruttivo e proattivo che caratterizza il rapporto statistico, nel 2025 auguro a tutti la più profonda partecipazione al dibattito di questa giornata. Grazie e veramente grazie per il lavoro che merita un applauso, in particolar modo non tanto l'assessore che legge quello che gli è scritto, ma chi ha avuto la capacità nel corso di questi 22 anni di far diventare questo strumento uno strumento di vera programmazione per la Regione e anche di vera trasparenza, perché abbiamo cercato nel corso sempre di più, anche attraverso i moderni mezzi che la comunicazione ci mette a disposizione, che il dato venga messo a disposizione di tutti. Poi il dato ognuno lo legge a uso e consumo, è come il lunedì delle elezioni dove nessuno ha perso, no? Ognuno cerca di leggere quello che gli piace o quello che in qualche modo può vedere come elemento di positività, cercando di trarre delle indicazioni da queste valutazioni per cercare di creare nuovo valore per la nostra Regione. E quindi veramente grazie per il lavoro che fate, credo che sia uno strumento che è un patrimonio che la Regione mette a disposizione di tutti i veneti, qualunque sia la loro rappresentanza, che siano le imprese, i sindacati, i cittadini, perché attraverso la conoscenza del dato credo che si possano fare le migliori scelte per il futuro, cercando di capire anche in un futuro prossimo, con qualche risorsa in più, quali sono le priorità, quali sono le cose più importanti che oggi il nostro territorio richiede, e attraverso magari qualche euro in più che il futuro assessore al bilancio potrà dare delle risposte ancora più vicine ai bisogni del nostro territorio e dei nostri veneti. Quindi veramente grazie, rimango naturalmente qui ad ascoltare tutti gli interventi, poi a disposizione per le conclusioni. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore per le sue parole. Passiamo alla fase di illustrazione e di discussione del rapporto statistico, che è un rapporto che riguarda il territorio, la società in generale veneta.
Ci saranno 2 tavole rotonde, la prima incentrata sulla congiuntura socio-economica, la seconda incentrata su alcuni focus che il rapporto statistico affronta. La parola alla dottoressa Elisa Billato, caporedattrice del TGR Veneto, per la gestione di queste 2 tavole rotonde. Grazie. Grazie a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, per me è un onore perché voi sapete che per noi giornalisti i dati sono fondamentali, ci danno la possibilità di avere spunti per raccontare questo splendido territorio e non solo spunti ma anche motivi di approfondimento e quindi per noi è un vero onore e un vero aiuto. Do subito la parola a Maurizio Gasparin, segretario generale della programmazione. Prego. Buongiorno a tutti. Mi associo anch'io ai saluti e ai ringraziamenti dell'assessore Calzavara per il rapporto statistico 2025. Ricordo che questo rapporto statistico è stato articolato nel corso degli anni in maniera sempre più, propositiva, cioè è stato individuato come un momento di presentazione di dati legati alla congiuntura, ma nel contempo si dà spazio anche a delle valutazioni sulla prospettiva che questa congiuntura va a indirizzare. Viviamo un momento storico caratterizzato da una grande incertezza economica internazionale, sicuramente diversa e superiore a quella registrata nel passato, in cui si muoveva all'interno di perimetri consolidati e riconosciuti da tutti. Gli effetti di tale mutato scenario si ripercuotono non solo a livello di stabilità di rapporti fra Stati, ma inevitabilmente anche nella vita di aziende e famiglie. In questo contesto mutevole, anche quest'anno il rapporto statistico della Regione del Veneto cerca di analizzare la congiuntura economico-sociale e individuare, o quantomeno immaginare, gli orientamenti futuri. Tant'è che il primo capitolo si intitola appunto Orientarsi nell'incertezza. Nel 2024 l'economia globale registra una crescita modesta in un contesto di sfide persistenti. All'inizio del 2025 rimane una elevata incertezza sull'evoluzione delle tensioni commerciali, con un grado di differenziazione che varia tra i paesi in un contesto in continua evoluzione. Nonostante l'incertezza dello scenario, il dinamismo dell'economia globale nel 2024 è favorito da un calo dei prezzi, soprattutto delle materie prime energetiche, dall'aumento degli investimenti pubblici, legato anche alla transizione verde e digitale, e dalla ripresa di scambi internazionali, specialmente di servizi. Per il 2025 il proseguimento dello scenario di incertezza continuerà ad avere un impatto significativo sull'attività economica globale. Nella previsione del Fondo Monetario Internazionale la crescita globale dovrebbe attestarsi attorno all'1,4% nel 2025 per i paesi industrializzati, mentre per le economie emergenti al 3,7%. La crescita del PIL dell'area euro non modifica il quadro generale di debolezza dell'Unione Europea, che riesce a fatica a sollevarsi dalla stagnazione iniziata alla fine del 2022. Pesano sulle prospettive di crescita il rallentamento e l'incertezza della domanda internazionale, che potrebbero penalizzare paesi con elevata esposizione commerciale verso gli USA, quali la Germania, l'Italia e in misura minore la Francia. In tale contesto l'Italia beneficia di una situazione di stabilità economica e politica, ma alcuni avvenimenti hanno fatto emergere nuove potenziali criticità, anche dal lato della domanda. Il riferimento è ai 2 anni consecutivi di recessione della Germania che hanno penalizzato la crescita economica europea e del nostro Paese. Per il Veneto non sono ancora disponibili i dati ufficiali del 2024, ma le stime mostrano una performance positiva anche per lo scorso anno. Si stima una crescita rispetto al 2023 dello 0,5%. Il PIL pro capite nel 2024, forse il principale indicatore che registra il grado di salute di un'economia, viene stimato in 41.500 euro correnti,
con un aumento di oltre 900 euro rispetto al 2023 e superiore del 12% rispetto alla media nazionale. Nel 2025 per il Veneto è attesa una crescita del PIL pari allo 0,8%. Per il 2026 è prevista un'ulteriore accelerazione del tasso di crescita che dovrebbe raggiungere il 0,9%. I dati provvisori sull'interscambio commerciale relativi al 2024 evidenziano una contrazione del valore degli scambi commerciali verso l'estero realizzati dalle imprese presenti in Veneto. L'export in Veneto registra un calo dell'1,8%. Il Veneto risente della debolezza dell'UE, nostra maggiore partner commerciale, e della crisi che ha coinvolto la Germania. Meno 5,5% di export, ove il dato è influenzato dalla diminuzione delle esportazioni delle lavorazioni metalmeccaniche. Ciò che invece in Veneto dà risultati estremamente positivi è il turismo. Per la destinazione Veneto il 2024 ha battuto ogni record. Gli arrivi aumentati del 3,3% rispetto al 2023 toccano i 21 milioni e 800 mila arrivi. Le presenze arrivano a oltre 73 milioni. Quindi una crescita, malgrado il contesto internazionale non semplice, importante per un'industria che è trainante in Veneto. Si evidenzia un ampio consenso da parte dei clienti stranieri, presenze più 4%, con una prevalenza di turisti provenienti da stati europei evidente negli ultimi 3 anni. Gli italiani invece diminuiscono, presenze meno 1,8%. Per quanto riguarda l'occupazione, nel 2024 in Veneto, nonostante il ritmo di crescita del numero degli occupati sia rallentato, se confrontato con quello che ha caratterizzato il 2022 e il 2023, il mercato del lavoro è ancora forte. In sintesi, il tasso di occupazione totale in Veneto è pari al 70,2% contro il 62,2% dell'Italia, un dato certamente importante. In forte aumento il tasso di occupazione della fascia di età più anziana della forza lavoro, i 55-64 anni, per il portarsi dell'età pensionabile. In linea con la tendenza media italiana, nel 2024 si registra anche una forte diminuzione del numero di persone in cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione della nostra regione scende a un minimo storico del 3%, quando l'anno prima registrava il 4,3%, la seconda quota più bassa fra le regioni italiane. Fin qui una breve illustrazione dei principali indicatori economici. Vorrei ora dare alcune indicazioni di come la Regione, grazie anche al supporto informativo che la struttura della statistica fornisce sistematicamente, ha inteso dare risposte al territorio. Nel corso del 2024 e del 2025 molteplici sono state le iniziative volte a potenziare l'economia regionale, la coesione sociale, il benessere dei cittadini e lavoratori e l'attrattività degli investimenti esteri. Cito per esempio il Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, attivato a fine 2024, finalizzato a supportare le PMI nel finanziamento di ricerca, industria e innovazione di eccellenza. Ad aprile e maggio del 2025 un nuovo bando incentiva iniziative culturali con impatto economico e sociale. Nella primavera di quest'anno è partita la terza edizione del Fondo Nuove Competenze per finanziare la formazione di lavoratori in contesti di transizione digitale, sostenibilità economica circolare e intelligenza artificiale. È stato potenziato inoltre il portale Click Lavoro Veneto e le iniziative Incontra Lavoro per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Ancora, è stato approvato recentemente il piano strategico per salute e sicurezza sul lavoro 2025-2027 con l'obiettivo di migliorare la sicurezza negli ambiti di lavoro attraverso formazione, coordinamento ispettivo e assistenza alle imprese. Il piano include anche interventi nelle scuole per sensibilizzare i giovani.
Veneto Welfare Day 2024 è un evento significativo tenuto a dicembre del 2024 che ha coinvolto istituzioni ed esperti nella riflessione e innovazione del welfare territoriale. Recente è l'avvio del piano Prendo Spazio 2024-2026, un piano triennale per promuovere partecipazione attiva, inclusione e inserimento lavorativo dei giovani, favorendo dialogo tra scuola, impresa, terzo settore e istituzione. Alla fine del 2024 è stato approvato il programma per favorire l'invecchiamento attivo con progetti volti al sostegno della popolazione anziana. L'interesse dell'amministrazione si è concentrato negli ultimi anni anche in materia di aerospazio. Nel maggio del 2025 si è conclusa con successo importante la terza edizione dello Space Meeting Veneto, il summit internazionale dedicato all'aerospazio che si conferma un punto di riferimento essenziale nel panorama della New Space Economy. Infine, non dimentichiamo tutte le azioni volte all'organizzazione delle Olimpiadi 2026. A questo proposito si è attivata una pianificazione strategica che ha come obiettivo costruire e lasciare sul territorio un'eredità i cui capisaldi sono un Veneto più inclusivo, più accessibile, più sostenibile e ancora più impegnato nelle politiche sportive rivolte alle nuove generazioni. Veneto in Action è il simbolo di un Veneto in movimento che, coinvolgendo tutti gli stakeholder nel territorio, consentirà all'interno del sistema regionale, pubblico e privato, di confrontarsi e organizzare una strategia di crescita con ricadute positive capace di andare ben oltre all'evento olimpico e paraolimpico del 2026, interessando non solo Cortina, ma tutto il territorio della provincia di Belluno. Da sottolineare come le stime di crescita del PIL abbiano beneficiato in misura significativa anche degli investimenti PNR, che si attestano in Veneto a circa 11 miliardi di euro. Per favorire la riuscita di tali investimenti, la Regione ha puntato su un vasto intervento di semplificazione dei procedimenti amministrativi che vede coinvolti i soggetti in i seguenti ambiti strategici: l'ambiente, le energie rinnovabili, l'edilizia, il paesaggio, le infrastrutture digitali. Gli effetti di tale attività sono già oggi misurabili in termini di abbattimento delle durate medie dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato. Queste sono alcune delle iniziative regionali di diretto impatto sull'economia. Molte altre iniziative ovviamente si sono sviluppate e si stanno sviluppando, pensiamo alle infrastrutture, agli interventi di mitigazione dei rischi climatici, ai lavori per ridurre il dissesto idrogeologico, ai nuovi modelli di sanità. Ma è evidente che il ruolo della Regione non esaurisce quanto si sta costruendo per le nostre comunità e i nostri territori. In questo senso gli enti locali, gli enti pubblici, le rappresentanze imprenditoriali dei lavoratori del terzo settore sono chiamati tutti a partecipare attivamente alla crescita e all'evoluzione del Veneto, un territorio che ha dimostrato grandi capacità di sviluppo e che può e deve continuare a svolgere il proprio ruolo di guida anche a livello nazionale. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Maurizio Gasparin. Intanto allora chiedo alla regia di preparare la messa in onda del primo video tecnico sulla congiuntura, ma chiamo sul palco il dottor Vanni Mengotto, responsabile della ricerca territoriale di Banca d'Italia, Renato Masone, segretario della CGA di Mestre, e Stefano Micelli, professore di ordinario alla Venice School of Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Orientarsi in uno scenario mondiale incerto, in un contesto di sfide persistenti e di fronte a un aumento preoccupante delle tensioni geopolitiche e dei conflitti, diventa un'impresa ardua. Verranno qui riportati dati e previsioni coerenti rispetto al panorama internazionale esistente ad oggi. Nel 2024
Nonostante gli shock avversi, si evidenzia una buona resilienza. Lo scenario internazionale rimane caratterizzato da solide condizioni del mercato del lavoro e da un'inflazione in calo nella maggior parte delle economie. In Europa, nonostante una dinamica dei salari sostenuta e la normalizzazione della politica monetaria, la crescita è più lenta a causa della debolezza produttiva. L'Italia beneficia di una situazione di stabilità economica e politica e un Veneto in linea con le attese mantiene una ricchezza pro capite più elevata della media italiana ed europea. Nel 2024 l'edilizia viene ancora trainata dall'ultimo strascico dei bonus. Il terziario è positivo, l'industria è stabile, influenzata dalle criticità globali legate alla situazione tedesca e all'incerto orientamento della politica commerciale statunitense. Nel 2025 prospettive migliori per l'industria e i servizi. Dal lato degli impieghi, nel 2024 si assiste ancora ad una situazione di prudenza, ma nel 2025 si rafforzeranno consumi e investimenti. Il fenomeno di crescita inflazionistica, iniziato nel 2021 e cresciuto rapidamente nel 2022, si è attenuato. Il tasso di inflazione del 2024 risulta moderato e si attesta all'1,3% in Veneto. Nel primo quadrimestre del 2025 l'inflazione torna leggermente ad aumentare. Il reddito disponibile pro capite delle famiglie venete nel 2024 è più elevato rispetto alla media nazionale. Il suo valore complessivo aumenta dell'1,1% depurato dall'effetto inflattivo. La dinamica leggermente meno sostenuta della spesa per consumi determina un lieve aumento della quota di reddito destinata al risparmio. L'export veneto registra una battuta d'arresto rispetto all'anno precedente. In Veneto si esportano beni per 80,2 miliardi di euro, pari al 12,9% dell'export nazionale. Il calo è causato per lo più da una performance negativa dei primi 3 trimestri dell'anno, mentre nel quarto si torna a registrare un leggero incremento. Si registrano dinamiche critiche nei più importanti settori economici, con l'eccezione per le vendite estere delle produzioni agroalimentari, trainate dai buoni risultati realizzati dal comparto vitivinicolo regionale. La riduzione del fatturato estero verso i primi 3 mercati di sbocco spiega il risultato negativo delle esportazioni regionali. Nel 2022 le unità attive commercialmente in USA sono 6.660, quasi un quarto degli esportatori presenti in Veneto, e la maggior parte di queste rientrano nella categoria delle PMI. Ma a sviluppare la maggior parte delle vendite sono le grandi imprese, che generano quasi il 70% del valore dei beni made in Veneto diretti negli USA. Per il 62,7% degli operatori veneti presenti commercialmente negli USA, l'export realizzato in quel mercato ha un grado di incidenza inferiore al 10% del fatturato aziendale complessivo. Per il turismo nel 2024 sono stati battuti i record storici della destinazione Veneto. Si evidenzia un ampio consenso da parte di clienti stranieri, con una prevalenza di pernottamenti di turisti provenienti da stati europei, evidente negli ultimi 3 anni. Oggi agli europei è legata alla metà delle presenze complessive. Nel 2024, in Veneto, il mercato del lavoro è robusto, si stabilizza il tasso di occupazione e diminuiscono fortemente i disoccupati, portando l'indice ad un minimo storico. Il tasso di inattività, sebbene in crescita nell'ultimo anno, rimane su valori inferiori a quelli pre-pandemici. Il Veneto ha grandi possibilità di raggiungere il target europeo sul tasso di occupazione fissato al 78% per il 2030.
Direi un video molto esaustivo. Rivolgo la prima domanda al dottor Vanni Mengotto. Questo rapporto e questo primo video ci ha mostrato molte luci e qualche ombra. Preoccupa il dato dell'export, invece l'inflazione è un po' più alta rispetto alla media nazionale e queste sono alcune ombre, ma la crescita del turismo e dell'occupazione fa ben sperare. Dottor Mengotto, come dobbiamo leggere questo report? Buongiorno a voi tutti, innanzitutto ringrazio la Regione per il gradito invito a essere qui oggi a commentare questo rapporto che commento sul rapporto. Ogni anno cresce e cresce dal punto di vista sia dell'approfondimento congiunturale sia degli approfondimenti di tipo strutturale, quindi questo è un elemento, come dire, importante. Accennava prima sia l'assessore che il segretario generale della programmazione. Per decidere servono i numeri e quindi avere, come dire, una raccolta di numeri ragionata costituisce un elemento di partenza. Poi ognuno dà le sue valutazioni, però quello è l'elemento importante. Altro aspetto che io ho osservato nel rapporto è l'accenno particolare che è stato fatto alla questione dell'export e anche del turismo. Sono due cose collegate e non poteva che essere così. Il Veneto è una regione a grandissima apertura nei confronti dell'estero, sia con il commercio internazionale, quindi un'esportazione rilevante di beni, sia anche con il turismo, perché i 2/3 dei turisti provengono dall'estero. Quindi è naturale che ci sia una grande attenzione a questi due aspetti, in cui, specie in quello per quanto riguarda l'export di beni, si concentra forse la maggiore fragilità. Nel rapporto non viene dato grande peso, giustamente, alle differenze Veneto 0,5, PIL e Italia 0,7, oppure anche la crescita dell'inflazione, eccetera. Siamo sotto i livelli, come dire, del 2% a livello europeo. Lo 0, non fa una grande differenza dal punto di vista sostanziale. Siamo allineati con l'Italia. È naturale che noi sottoperformiamo rispetto al dato nazionale, visto lo stretto legame che noi abbiamo con l'economia tedesca. Se le nostre esportazioni fanno meno 5,5, la Germania è andata in recessione nel 2023 e nel 2024, ma è andata anche bene per noi dal punto di vista del risultato, perché otteniamo un risultato comunque di crescita del prodotto interno lordo. Preoccupa di più invece il versante della produzione industriale e dell'export, perché come evidenzia una difficoltà. Una l'abbiamo detta, un nome e cognome è la Germania, il nostro principale partner si trova in difficoltà. C'è un dibattito, sono difficoltà strutturali, sono difficoltà invece soltanto congiunturali, e quello lo vedrà il tempo, insomma vedremo cosa succederà. L'altro elemento che ovviamente ci interessa in maniera rilevante riguarda la concorrenza ai nostri prodotti esteri. Nel rapporto si sottolinea come il commercio mondiale nel 2024 sia cresciuto, e non di poco, mentre le nostre esportazioni sono scese anche in altri mercati, oltre che quello tedesco, e questo sottolinea il fatto che si sta accrescendo il livello di concorrenzialità nei confronti dei nostri beni e dei nostri prodotti. In parte potrebbe essere anche dovuto al fatto che la Cina si sta collocando sempre più su fasce di prodotti a valore aggiunto elevato, quindi cominciando a intaccare una parte delle nostre potenzialità. Ecco, da lì io vedo i maggiori, come dire, problemi e rischi per un sistema produttivo che però, dobbiamo dirlo, e nel rapporto è evidenziato, rimane solido a livello regionale. Poi magari, se c'è l'opportunità, facciamo anche qualche commento su questo. Sì, infatti volevo sottolineare anche il fatto che il PIL pro capite della popolazione veneto è più alto rispetto alla media nazionale, poi abbiamo una propensione molto alta al risparmio, ecco. Ma a livello di evoluzione di tendenza questa cosa potrà continuare? Su questo io credo che dobbiamo guardare quello che sta avvenendo nel mondo anche con un certo ottimismo. Allora, se noi ci limitiamo anche esclusivamente all'ultimo quinquennio, abbiamo superato nell'ordine la pandemia,
Cioè, ha stressato il sistema, guardandolo non dal punto di vista, come dire, guardandolo dal punto di vista della scienza triste degli economisti, no? Che guardano poco gli aspetti, come dire, umani, effettivi di quello che avviene, ma guardiamolo dal punto di vista degli economisti. Ha azzerato i turisti stranieri, no? Dal punto di vista, un comparto è stato azzerato in quei momenti lì. Quindi pandemia, guerra in Ucraina con conseguente crisi energetica, ha messo a durissima prova il nostro sistema produttivo, e noi non siamo un paese produttore di petrolio o di gas, lo dobbiamo importare, ed è stato molto difficile per le nostre imprese a livello regionale. Aggiungiamoci l'inflazione, il risultato dell'inflazione e delle politiche di disinflazione, una cura da cavallo, nel senso che un aumento così repentino dei tassi di interesse in altre condizioni avrebbe provocato il disastro nelle nostre imprese per oneri finanziari. I risultati che voi guardate oggigiorno è come se, come dire, fosse passato tranquillamente. Complice che cosa? Complice è chiaro che un sistema produttivo che in questi anni, negli ultimi 10 anni, nel rapporto evidenziato, si è patrimonializzato in maniera rilevante, ha compreso l'utilizzo ragionevole e ragionato degli strumenti di copertura finanziaria anche dal punto di vista dell'indebitamento, quindi si è evoluto. Questo è chiaro che non vengono a caso questi risultati, perché abbiamo attraversato una tempesta, anzi una serie di tempeste. Pensate anche ultimamente alla questione delle crisi a livello internazionale, in passato avrebbero impattato in maniera molto più forte sulla fiducia delle imprese, sulla fiducia delle famiglie. Quindi questo io vedo come punto di forza per il futuro, per il sistema produttivo veneto, ma in generale non è solo un problema di sistema produttivo, cioè spesso si tende a parlare, ma il problema dell'export riguarderà l'imprenditore, il problema del turista straniero riguarderà l'albergatore e così via. No, in un'economia così aperta, così interconnessa come quella veneta, il problema dell'export dell'imprenditore, il problema del turista straniero è un problema di tutti noi. C'è un problema di chi vive in Veneto, di tutto il sistema veneto, perché, come dire, su quello noi ci giochiamo le nostre prospettive. Però, avendo visto come abbiamo affrontato situazioni veramente problematiche, difficili, che hanno messo veramente a dura prova le famiglie e le imprese, e noi lo vediamo, qui nel rapporto ci sono anche dei dati creditizi, no? Lo vediamo a consuntivo nei dati creditizi, la situazione di rischiosità del credito è sui minimi storici, il livello di qualità del credito sia delle famiglie che delle imprese è elevato. Questo testimonia una capacità di affrontare situazioni di crisi e difficoltà interiorizzanti. Speriamo che questo sia possibile anche per il futuro. Grazie dottor Mengotto. Giro la domanda anche a Renato Masone. Abbiamo visto quindi un Veneto resiliente, un Veneto capace di attraversare non solo una crisi, una serie di crisi con un rimbalzo incredibile che ha portato anche solo i livelli del turismo a oltrepassare i dati pre-Covid. Ecco, ma con questa instabilità internazionale, dal suo punto di vista proprio delle piccole e medie imprese, saremo ancora in grado di mantenere le quote di mercato? Intanto grazie dell'invito e farò qualche considerazione anche un po' a latere rispetto alla domanda, che è molto pertinente e molto puntuale. La prima considerazione velocissima, il Veneto si confronta, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta. C'è una necessità assoluta che il Veneto si racconti e si racconti meglio. Non solo nel Veneto, fra noi siamo un po' autoreferenziali, siamo portati al vecchio proverbio, ma vo combattermi, andiamo avanti, lavoremo. Ecco, dobbiamo superare questo, che è un fatto bellissimo di serenità sociale, dobbiamo superarlo per saperci raccontare meglio. Prima considerazione. Perché dico questo? Perché i dati sono positivi, ma ce lo diciamo qua dentro, ce lo diciamo fra noi, ce lo diciamo dentro i confini veneti, passatemi questi termini un po' così plastici, perché fuori siamo vissuti diversamente. Non tanto dal punto di vista della nostra capacità produttiva, e vengo in parte all'osservazione postami, non tanto dal punto di vista produttivo, siamo forti.
poi dirò qualche dato in più, qualche considerazione in più. Siamo forti, abbiamo una capacità di, uso un termine che non mi piace, di resilienza, di ripresa, di superare le crisi. Mengotto l'ha appena detto, abbiamo superato crisi epocali in 5 anni. Abbiamo superato e siamo un buon Veneto. Perché dico dobbiamo saperci raccontare e saperci confrontare bene? Perché, lo dicevo prima al dottor Peloso, ho in mano il rapporto della Svimez, i nostri amici della Svimez, Sviluppo del Mezzogiorno. È un'associazione finanziata totalmente dallo Stato e dal centro studi dello Stato e dagli enti pubblici del Meridione, che inopinatamente 15 giorni fa, per la verità il 20 giugno, quindi un po' di più di 20 giorni fa, mette i dati economici del 2024 e il Veneto, non so perché, mette il PIL del Veneto meno 0,4. Questo è il paper ufficiale della Svimez. Allora, non è che con questo il Veneto vada meglio o peggio, sapete, possiamo anche, e non uso il termine, avete già capito, però vuol dire dare una rappresentazione del Veneto che non è vera, è falsa. Allora, o noi abbiamo questa capacità, primo coscienza, consapevolezza e capacità di raccontare bene il Veneto, o altrimenti i nostri risultati ci saranno comunque, ma viviamo male, siamo vissuti male e accettati male. Questa è la prima considerazione che volevo fare. Seconda considerazione, qui manca nel rapporto, che è bellissimo peraltro, manca nel rapporto un dato che noi usiamo spesso, non a usum delfini, lo usiamo perché siamo convinti di cosa lo vediamo. Vi do il dato, è il peso delle micro e piccole imprese in Italia, e lo rapportate al Veneto, è ancora più alto il dato che vi sto dicendo, che adesso vi dirò, sul numero delle imprese. Bene, da 0, non è possibile, da un addetto a 49 addetti, che è la micro e piccola impresa per definizione statistica, l'Italia ha il 99,3% del numero delle imprese. Uno dice, vabbè, il numero è poco importante, ci sono i professionisti, c'è chi lavora da solo, c'è il lavoratore autonomo, vero? Andiamo a vedere allora gli occupati, altro parametro importante. Gli occupati in questa categoria che sto dicendo, cioè da 1 a 49 addetti, in Italia hanno il 63% degli occupati totali. Ma ci sono anche altri parametri. Sì, il fatturato. Andiamo a vedere il fatturato. Allora, il fatturato, questa fascia sempre, ha il 44% del fatturato di tutta Italia, tutto il fatturato d'Italia. Andiamo a vedere il valore aggiunto, che poi tirerò fuori di nuovo sul turismo, perché anche qui tutto va bene, ma dobbiamo stare attenti a qualche considerazione. Io la butterò qualche considerazione di preoccupazione, non negativa, di preoccupazione su cui impostare poi politiche locali, regionali, nazionali. Allora, il valore aggiunto prodotto dalle imprese, dal sistema delle imprese, da 1 a 49 addetti, è del 47% di tutta Italia. Allora, perché parto da questo dato? Perché questa fascia di imprese, di partite IVA, usate il termine che volete, questa fascia di imprese è quella che connota di più il Veneto. Questi sono i dati nazionali. Nel Veneto sono ancora più, adesso dicevo clamorosi, sono ancora più importanti per quanto riguarda questa fascia di imprese. Allora, da questo nasce una mia, un mio ottimismo ragionato sul fatto dell'export, perché noi nell'export abbiamo 3 motivi di seria previsione positiva. Il primo, siamo il paese che ha il più lungo elenco di prodotti da esportare. Non è banale questa cosa, perché se va male l'automotive può andare bene, che ne so io, l'aerospaziale, se va male questi due può andare bene l'abbigliamento, se va male l'abbigliamento può andare bene. Noi abbiamo il più lungo elenco, è un fatto estremamente positivo questo. Secondo dato positivo, abbiamo, e dentro questo dato positivo ricordiamoci
che la regione del Veneto è una di quelle, è la regione in testa per numero diverso di prodotti che esporta. Superiamo anche l'Emilia Romagna, che ci ha leggermente superato sull'export, è uno dei motivi di battute ogni volta con l'assessore mercato. L'Emilia Romagna negli ultimi 4 anni ha superato l'export veneto, vero, ma teniamo presente, ecco il dato che si richiama prima, il numero, l'elenco dei prodotti esportati. L'Emilia Romagna nei primi 3 prodotti, serie di prodotti che esporta, valgono il 51% delle esportazioni. Da noi i primi 3 valgono il 32%. Cosa significa questo? Significa che abbiamo, una varietà di prodotti più importante, e questo è un fatto positivo perché mette nelle condizioni di affrontare anche le crisi. E c'è un ultimo fatto positivo sull'export, consentitemi che lo richiami, e l'export nel Veneto e in Italia, nel Veneto in particolare, è in capo a quella fascia di imprese, ecco perché ero partito prima da capire che tipo di imprese abbiamo noi, è in capo alle piccole e medie imprese, soprattutto le piccole imprese. Perché dico questo? Perché le piccole imprese hanno dimostrato, Mengotto prima l'ha richiamato, hanno dimostrato di saper riprendersi in maniera molto più veloce, molto più flessibile, molto più importante, molto più significativo di delle grandi imprese. Hanno una capacità di adattamento molto più importante. E noi siamo dentro questo terzo aspetto positivo per l'export. Quindi è vera la crisi della Germania, è vera la crisi del Medio Oriente, è vera la chiusura o la difficoltà del Suez, è vero che il Medio Oriente, l'Estremo Oriente, tutto vero. Ma noi abbiamo 3 attu che se li sappiamo, passatemi il termine, sfruttare bene, certamente vedo con positività. C'è una proposta che faccio, la faccio a fine legislatura, quindi l'assessore Cazzavara non ha nessuna responsabilità di farsene carico, perché riguarda la prossima legislatura. C'è una proposta che faccio a proposito. Guardate che il sistema di promozione delle produzioni, scusatemi il bisticcio di parole, il sistema di promozione delle produzioni venete non è all'altezza delle necessità che ci sono. Noi non abbiamo una rete di promozione più o meno attivata dal pubblico, più o meno partecipata dal pubblico, non è un problema di pubblico-privato, parlo come rete, che non è all'altezza della Lombardia, che pure è tutta doppia rispetto a noi, non è all'altezza della Lombardia, siamo neanche all'altezza dell'Emilia Romagna, siamo sotto questi. Noi dobbiamo riprendere un ruolo importante nella promozione all'export, che non è automaticamente promozione alla internazionalizzazione, non è così per chi lavora nelle aziende. Questo per quanto riguarda l'export, ma consentimi un'ultima battuta, poi casomai ci ritorniamo su altre nel secondo giro se c'è la possibilità. Io ho notato nel rapporto con molta acutezza sottolineato, e c'è una frase in un titolo, diminuisce la base imprenditoriale veneta, cioè diminuisce il numero di imprenditori veneti e diminuisce fortemente la nascita di nuovi imprenditori nel Veneto. E io ho solo 2 dati, dal 2009 al 2024 parlo di imprese artigiane, che poi l'artigianato in genere è la base prima, si parte in lavoratore autonomo, poi se ne assumono 2, si resta dentro l'artigianato, poi si fa il salto se si riesce ad avere capacità sul mercato. Le imprese venete sono diminuite in 14 anni del 16,7% nel Veneto, sto parlando del Veneto, meno 16,7%. Le altre imprese in totale sono diminuite meno il 5,1%. Qual è il messaggio che lancio io? Ho detto prima, faccio delle considerazioni, poi lancio qualche preoccupazione. Guardate che se non nasce niente, non cresce niente. Perché non nasce niente? È un problema culturale, certissimo. Oggi nessuno sogna, noi andiamo spesso nelle scuole medie superiori del 4° e 5° anno e la prima cosa che chiediamo, incontri con le classi, eccetera, cose che fanno in tante associazioni, la prima cosa che chiediamo è: qual è il tuo sogno? Su 24, 25 che normalmente sono in classe, se ce n'è uno che dice a me piacerebbe fare l'imprenditore, a me piacerebbe fare l'artigiano, a me piacerebbe mettermi in proprio, indipendentemente poi,
Non c'è nessuno, Cioè noi abbiamo consegnato ai nostri giovani una cultura che dice fare il lavoratore dipendente è il sogno. Non è così. Il nostro Veneto ha dimostrato che non è così, anzi, proprio al contrario, il voler mettersi in proprio alle volte può riuscire, alle volte può non riuscire, non è quello il punto. Alle volte qualcuno è meglio che faccia il lavoratore dipendente piuttosto che fare il lavoratore autonomo, verissimo anche questo, ma almeno poniamolo come obiettivo di vita, come modello di vita, quello di dire tento di mettermi in proprio. Purtroppo non è così. Quindi certamente è un problema culturale. Attenti, c'è anche un problema di definizione un po' del quadro di contesto. Oggi uno che si mette in proprio, e chiudo, una volta si diceva ci vogliono 27 passaggi per aprire un lavaseco, 27 uffici da passare, ma facciamo lo sportello unico. Mamma mia, bellissima l'intuizione, facciamo lo sportello unico, è diventato il 28esimo però. Allora, o noi capiamo che questo contesto dobbiamo affrontarlo seriamente, a fine legislatura queste cose non si dovrebbero dire, ma io le dico lo stesso, le affrontiamo seriamente o facciamo autogol al 90esimo della finale della Coppa dei Campioni. Grazie. Grazie Renato Mason. Poi sul discorso nuove generazioni, demografia veneta ritorneremo, e anche sul lato semplificazione abbiamo qui esperti che possono dire la loro. Mi dicono che dovrebbe essere collegato il professor Stefano Micelli, ordinario della Venice School of Management. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei e a tutti i presenti in sala. Professore, io giro a lei un po' la stessa domanda. Abbiamo visto, ed emerge anche da questo rapporto, un Veneto che è molto cambiato, quel nord-est tanto caro a quel Giorgio Lago di 30 anni fa, che si è strutturato, capitalizzato, resiliente, capace di resistere alle crisi, e ancora laboratorio, vero laboratorio di innovazione. Ma in questo mondo post-globalizzato, lei che ha un punto di vista teorico e privilegiato, crede che possa ancora avere un futuro? Sicuramente sì, mi associo all'ottimismo che ha caratterizzato tutte le presentazioni, i commenti che mi hanno preceduto. Sono assolutamente convinto che ci sia energia, capacità, talento in questa regione per affrontare discontinuità anche importanti. Queste cose sono già state dette, mi congratulo con chi ha redatto il rapporto perché è davvero molto ricco. Io provo a fare alcuni commenti che esplorano alcuni aspetti del rapporto che fino adesso secondo me non abbiamo ancora, approfondito a sufficienza. E faccio i complimenti di nuovo a chi ha esteso il rapporto perché ha allungato l'estensione temporale, ha provato a mettere insieme una serie di aspetti di lungo periodo che oggi sono fondamentali per capire davvero se i prossimi 5 anni, il prossimo ciclo politico che ci aspetta da qui a breve, potranno essere strutturati nello stesso modo in cui sono stati caratterizzati gli ultimi 15 anni. Questo credo che mi sembra la domanda implicita nel modo in cui è stato costruito il rapporto. Sicuramente mi associo, lo sottolineo, mi associo a tutti coloro che hanno onestamente fatto i complimenti non solo alle imprese, al tessuto sociale e imprenditoriale del Veneto, ma anche al ruolo della Regione. Credo che sia giusto oggi porci in uno scenario prospettico che io provo a caratterizzare con alcuni passaggi, spero non eccessivamente teorici, perché non voglio assolutamente allontanarmi dalla realtà. Siamo pur sempre in un'aula universitaria, un paio di considerazioni mi sento di farle. In breve, il Veneto degli ultimi 20-25 anni e anche il Veneto degli ultimi 15 è un Veneto che ha prosperato in quello che un famoso analista, editorialista peraltro del New York Times, ha chiamato un mondo piatto, un mondo in cui c'erano forse delle differenze, ma tutti noi eravamo convinti, siamo stati convinti,
queste differenze sarebbero scomparse, sarebbero state annullate da un gioco positivo, un gioco virtuoso che avrebbe alimentato sviluppo economico e sociale in tutte le parti dell'economia internazionale, in tutti i paesi che aderiscono, che hanno aderito a un concerto di scambi, di scambi economici, culturali, di mobilità delle persone. In questi anni quest'idea di mondo piatto è andata gradualmente in crisi, è andata in crisi prima col fallimento di Lehman Brothers 2010-2011, crisi dei debiti sovrani, però non era chiaro lo scenario. È andata definitivamente in crisi con l'avvio dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina e con quello che sta succedendo in questi mesi, l'arrivo dei dazi e le difficoltà che i nostri partner europei stanno incontrando sui mercati internazionali. Se oggi la Germania rallenta è anche perché oggi la Germania è sotto scrutinio, diciamo così, da parte di un governo, quello americano, che si pone l'interrogativo se continuare a accettare tutta una serie di prodotti che vengono dalla Germania e che oggi non sono più benvenuti come lo sono stato negli anni passati. Non è un mondo piatto e noi dobbiamo porci delle considerazioni, dobbiamo dire come prosperiamo in un mondo che non è più piatto, in cui esportare non è più così facile, in particolare non è facile esportare merci, perché altre economie si stanno attrezzando, è stato detto, l'economia cinese ha avuto un upgrade sostanziale nel corso degli ultimi anni, l'economia americana ha deciso che non siamo più necessariamente i benvenuti, il mondo della moda ha sofferto, prima del mondo dell'automobile, questo tipo di, come dire, anche di ostilità culturale, non solo di dazi, di tariffe, anche di ostilità culturale. E noi dobbiamo porci questa domanda perché noi siamo stati protagonisti di un'economia di pace. Prendo l'esempio del Prosecco. Noi abbiamo esportato voglia di vivere, gioia, convivialità. E il mondo là fuori non è più necessariamente così interessato, sembra non essere più interessato solo a convivialità, gioia e il nostro stile di vita. Sicuramente noi rimaniamo protagonisti di questo e i dati del turismo ce lo dicono molto chiaramente. I dati del turismo dicono come si vive da noi, la qualità della vita quotidiana che noi esprimiamo è praticamente inarrivabile in altri contesti internazionali. Certo è che se vogliamo, come dire, mantenere un ruolo chiave a livello europeo, siamo oggi tenuti a giocare probabilmente partite diverse. Cosa crescerà nei prossimi anni? È scritto questo nel rapporto. Cresceranno esportazioni di beni ad alto contenuto tecnologico. Questo è chiaramente detto nel rapporto, io mi congratulo per l'analisi che è stata fatta. Stiamo parlando non di un problema di taglia di impresa o non solo di taglia di impresa, stiamo parlando di settori. Noi abbiamo conosciuto una crescita legata al Made in Italy più tradizionale, quindi moda, meccanica, arredo, cibo, anche in parte farmaceutica. Nel prossimo futuro potremmo dover giocare un ruolo più importante su settori come l'energia, come la difesa, prima si parlava di aerospazio e digitale. Su questi settori noi dobbiamo giocare una partita un po' più aggressiva rispetto a quella che abbiamo giocato fino adesso. Su questi settori dove si gioca la produttività, dove si gioca la capacità di remunerare i dipendenti in maniera importante, noi dobbiamo fare degli investimenti. Anch'io approfitto di dare un'indicazione a un'amministrazione che è in rinnovo. È su questi settori che noi giochiamo la prosperità dei prossimi 5-10 anni, in una scala principalmente europea per ora, perché sarà l'Europa, su questi settori che vi ho appena citato, a fare i massimi investimenti. Noi dobbiamo mettere in campo giovani, competenze e talenti. Dobbiamo mettere in moto quel meccanismo, qui mi permetto di dire che si poteva fare un po' meglio, lo dico battendomi il petto da universitario, un meccanismo di aggregazione, di circolazione di idee e competenze che deve mettere in moto ricerca,
università, quindi in particolare oltre che ITS, finanza e imprese. Questi tre soggetti vanno in qualche modo rimessi in circolo in maniera più dinamica. Qui permettetemi un'osservazione che voglio veramente toccare. Per fare questo passaggio servono giovani talenti che in questo momento, adesso non voglio mettere un bemolle, abbiamo parlato in scala maggiore oggi, abbiamo messo molti diesis in questa nostra come dire, rappresentazione dell'economia regionale. Mi tocca mettere un bemolle perché ci vivo, lo sperimento quotidianamente. Questo cambio, questo arricchimento della nostra economia ha bisogno di tutti quei talenti che in questo momento noi vediamo andare altrove. Vediamo andare in altre città italiane, un po', ma soprattutto vediamo andare all'estero. È un fenomeno significativo perché se è vero che stiamo un po' invecchiando, ce l'hanno detto i dati che sono stati commentati prima, invecchiano le aziende artigiane che in parte escono dal mercato, invecchia il mercato del lavoro. Proprio per questo noi abbiamo bisogno di trattenere quei giovani che possono contribuire con le loro idee, con il loro slancio, con la loro forza, con le loro idee magari avveniristiche a riconfigurare settori che oggi hanno tremendo bisogno di innovazione, ricerca, sperimentazione attiva. Su questo dobbiamo interrogarci. Perché la competitività del nostro sistema non passa semplicemente attraverso la competitività delle imprese, ma passa anche attraverso la competitività dei territori. Penso veramente alla capacità di creare una polarità metropolitana, a creare stili di vita che accompagnino i giovani in un modo di vivere che assomiglia forse a quello di altre città europee, su cui noi dobbiamo iniziare a pensare, no? Che qualche cosa può essere fatto. Ovviamente sto parlando della prossima legislatura, sto pensando a un'agenda che deve, come dire, arricchire di ingredienti un modello che peraltro è assolutamente interessante, competitivo e resiliente. Grazie professore. Un'ultima cosa, lei ha fatto riferimento al fatto di impedire che i talenti se ne vadano, ma io rilancio, dobbiamo anche attrarre talenti internazionali sempre di più, questa potrebbe essere anche una chiave? Allora, questo sicuramente. Noi abbiamo un doppio problema, tutti i talenti circolano in Europa ed è giusto che sia così. I giovani tedeschi vanno a studiare in Olanda, i giovani francesi vanno a studiare in Germania, abbiamo decine di statistiche che ci parlano di questo fenomeno che si chiama brain circulation e ci sta. Il problema è che noi, se andiamo a vedere la tabella, adesso vado a memoria, non ce l'ho davanti, ma Michele Peloso mi potrà correggere. Se noi guardiamo la tabella, il massimo degli arrivi in questo momento dei giovani che si laureano in Veneto è dell'Iran. Adesso veramente non voglio sbagliarmi, adesso sono pronto a fare ammenda se sto sbagliando. Però ho in mente la tabella del rapporto che parla dei giovani che vengono dall'Iran. Altri paesi che mandano i loro giovani in Italia parlano di una geografia molto dispersa, stenta il Veneto, stenta l'Italia in generale ad attrarre europei, americani, da paesi in cui ci sono università all'altezza o che noi percepiamo come complementari alle nostre, fa difficoltà ad attrarre start-up, eccetera. Perché questo? In parte perché non abbiamo dei progetti bandiera. Prima si faceva l'esempio, per esempio, di altre città. Milano si è fatta Mind, l'Emilia Romagna si è fatta il Tecnopolo, Roma ha una sua polarità, si vede molto bene nelle statistiche, ma anche Napoli ha lanciato un progetto di rigenerazione urbana a San Giovanni Teduccio, Catania ha un polo legato a Enel e ST Microelectronics. Forse noi siamo chiamati oggi a immaginare anche noi, magari nell'ambito dello spazio, dove siamo stati di grande successo, una polarità, un segno, un elemento di attrazione che porti qua dei giovani. Nel breve però,
permettetemi, questo tema dell'emorragia di talenti è qualcosa che deve finire. Cioè noi non possiamo pensare che ci basti rivedere dei quarantenni di ritorno con magari degli sgravi fiscali. Questo lo dico molto onestamente. Se abbiamo bisogno di lavorare sul digitale, sull'intelligenza artificiale, sulle nuove forme di energia, sui nuovi materiali, sulla difesa, sull'aerospazio, abbiamo bisogno di ventenni neolaureati che rimangano a lavorare qua, perché le scoperte scientifiche, l'innovazione passa attraverso quella forma di intelligenza esplosiva di cui noi abbiamo bisogno. Su altri settori, il manifatturiero di qualità, possiamo tranquillamente contare sull'intelligenza e le capacità di cinquantenni di cui io faccio parte. Se invece vogliamo presidiare questi nuovi settori, diciamo, su cui oggi dobbiamo tutti fare una scommessa, allora quei giovani ci servono terribilmente. E dobbiamo fare un esercizio per riportarli, per trattenerli e per portare ovviamente qualcuno da altre realtà internazionali nel nostro territorio. Questo va da sé. Il professor Miceli ha introdotto magistralmente il prossimo argomento e chiedo alla regia di mandare in onda il video tecnico sociodemografico. Negli ultimi decenni l'invecchiamento della popolazione è diventato un tema cruciale per le società moderne. Con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo delle nascite, molte nazioni si trovano ad affrontare una transizione demografica senza precedenti. Per il Veneto un'ulteriore insidia è la decrescita demografica. Dal 2014 è in atto il calo della popolazione come del resto in Italia. Nella nostra regione, al 1 gennaio 2024, siamo più di 4.800.000 persone e l'ultimo biennio, tuttavia, segna una situazione di sostanziale stabilità con minime variazioni di segno positivo. Ma le previsioni Istat sono di una riduzione dei residenti arrivando al 2050 a 4.700.000 persone, un calo del 3% rispetto al 2024. Al calo della popolazione si aggiunge l'invecchiamento, un problema non solo veneto ma europeo. Nei primi anni 2000 le persone con almeno 65 anni di età rappresentavano il 16% degli europei. Ora, a distanza di 20 anni, la quota è salita di 5 punti percentuali. In Italia arriviamo ad un ulteriore parossismo. Non solo abbiamo molti anziani, ma quelli che abbiamo sono tra i più vecchi del continente. Parallelamente a questo fenomeno si osserva un declino costante della popolazione più giovane, come un deserto in espansione che conquista sempre più territori di anno in anno. Questa tendenza negativa si estende da est a ovest del continente, colpendo in particolare le regioni di Spagna, Italia e Grecia, aree che avevano già una scarsa presenza di giovani nel 2010 e che nel 2024 si trovano in una situazione ancora più critica. L'invecchiamento della popolazione colpisce in modo diretto anche il mercato del lavoro. Nel 2008 gli occupati veneti avevano mediamente 40,4 anni, valore che nel 2023 raggiunge i 44,5 anni. Cambia la struttura per età. Sono sempre meno i lavoratori under 45, mentre crescono in modo costante quelli con più di 45 anni. Erano 765.000 nel 2008, superano il 1.200.000 nel 2023. L'invecchiamento della popolazione porta anche a un aumento dei decessi. Contestualmente si assiste a un'importante diminuzione delle nascite, dovuta principalmente a un fattore strutturale. Diminuiscono le donne in età fertile, poiché il contingente di donne nate durante il baby boom ha ormai superato la soglia dei 49 anni e la riproduzione si affida perciò alle generazioni successive che sono meno numerose. Un secondo fattore importante è la diminuzione del numero medio di figli per donna, ad oggi 1,21. Significa che oltre ad essere poche, le donne mettono al mondo in media meno figli ciascuna. Ciò è dovuto, tra le altre cose, alla tendenza a posticipare la genitorialità.
In media, in Veneto, si diventa madri quasi a 32 anni e padri quasi a 36. Le condizioni per avere un figlio non vengono soddisfatte che in età tardiva e anche le donne straniere, generalmente più prolifiche, stanno abbassando la loro fecondità. Un'altra componente che descrive l'evoluzione demografica sono gli stranieri. Al 2023 il 10,3% della popolazione residente in Veneto ha cittadinanza straniera. Si caratterizza per essere una popolazione giovane rispetto alla sua omologa italiana. Tra gli stranieri troviamo 30,8 anziani ogni 100 giovani under 15, mentre tra gli italiani ne troviamo 234, più di 7 volte tanto. Quasi il 30% degli stranieri residenti nella regione è cittadino dell'UE 27. Il patchwork della popolazione per cittadinanza si rivela alquanto composito. Essere in possesso della cittadinanza italiana può in alcuni casi non implicare l'essere nati e cresciuti in Italia e, viceversa, avere la cittadinanza straniera può esserlo. Attualmente in Veneto il 18,4% della popolazione con cittadinanza straniera è nata in Italia e il 4,8% dei cittadini italiani sono nati all'estero. Se guardiamo ai minori stranieri, ben il 79% di loro è nato in Italia. I movimenti di popolazione possono accrescere o depauperare i territori. Il Veneto si conferma regione attrattiva per i movimenti interni al paese, con un saldo che nell'ultimo anno è di quasi 6.000 persone. Chi si trasferisce in Veneto o da altre regioni lo fa soprattutto da Lombardia, Sicilia e Campania, che assieme costituiscono il 37,5% di tali arrivi. 3/4 delle persone arrivate hanno cittadinanza italiana e 1/3 sono in possesso almeno di una laurea triennale. Per quanto riguarda i movimenti con l'estero, nel 2023 il saldo è stato di più di 19.000 persone. Il Veneto quindi attrae anche dall'estero. Il primo paese di arrivo è la Romania. Gli espatriati sono prevalentemente italiani e circa il 50% ha un'età compresa tra i 18 e i 39 anni. Gli espatri dei giovani italiani si sono fatti più consistenti nell'ultimo decennio e dopo il calo registrato nel 2021 sono ora in ripresa. In questa fascia d'età oggi quasi la metà ha almeno una laurea. Le mete più ambite per i giovani italiani rimangono Regno Unito e Germania. Negli ultimi decenni i tempi della formazione si sono allungati e il livello di istruzione sta costantemente migliorando. Dal 2016 al 2024 aumentano gli studenti iscritti nei licei e negli istituti tecnici, a scapito delle scuole professionali. Grazie alla vocazione industriale e produttiva del nostro territorio, il Veneto si caratterizza per una preferenza superiore alla media per gli studi tecnici. La formazione tecnica continua dopo le scuole superiori con gli istituti tecnici superiori. In Veneto sono attive 8 fondazioni che erogano oltre 80 corsi per più di 3.000 studenti. Il percorso del Veneto è più che positivo. Nel 2013 si erano conclusi 6 percorsi con 156 studenti. Nel 2023 58 corsi con 1.360 studenti. Nel 2022 i laureati di cittadinanza estera negli atenei veneti che hanno conseguito il diploma all'estero sono oltre 800, il 3,4% del totale laureati in Veneto. Lo stato più rappresentato è l'Iran, seguito da Turchia, Cina e India. Il primo stato europeo è la Francia, segue la Germania. Non solo studenti stranieri che entrano in Veneto, ma anche studenti veneti che escono dal nostro paese. Oltre 1/3 dei laureati del Veneto che lavorano all'estero si è trasferito perché ha ricevuto una buona offerta di lavoro, altri perché lamentano una mancanza di opportunità in patria. Torneranno? Il 17% ritiene molto probabile il rientro, il 34% poco probabile, non escludendone però la possibilità. Anche i dottori di ricerca cercano lavoro all'estero perché le condizioni di lavoro sono migliori. Fuori dal nostro paese trovano occupazioni più stabili, più flessibili con l'accesso allo smart working, ma soprattutto meglio retribuite. Per riportare in Italia questi talenti è necessario agire quindi sulla qualità del mercato del lavoro. Le dinamiche demografiche hanno avuto un impatto negativo anche sulla crescita economica.
Nel periodo 2002-2022 in Veneto il PIL pro capite è cresciuto del 3,7%. Tale tasso di crescita è stato determinato da un miglioramento del tasso di occupazione, ma da un peggioramento della produttività e soprattutto dal contributo negativo della demografia nella fascia di età da lavoro 15-64 anni, così come in tutte le regioni europee prese a confronto. Cambiamo velocemente relatori, allora chiamerei sul palco la professoressa Maria Letizia Tanturri del Dipartimento di Statistica dell'Università di Padova, il dottor Raffaele Boscarini, presidente di Confindustria Veneto, il dottor Loris Tomiato, direttore dell'ARPAV, e la dottoressa Gianna Di Danieli della Semplificazione e PNR. Buongiorno a tutti intanto. Professoressa Tanturri, io quest'ultimo video che abbiamo visto assieme lo definirei in assoluto il più preoccupante di questo rapporto. Siamo una delle regioni europee che invecchia di più, e questo abbiamo visto ha una conseguenza importante in tutti gli ambiti della nostra regione, non solo sul mercato del lavoro ma anche sullo stato sociale, sulle pensioni, sulla sanità, sui servizi. Ecco, qual è il quadro? Bene, ringrazio e saluto tutti e tutte. Sì. Allora, ringrazio e saluto tutti e tutte. Credo sia molto, molto interessante partire dalla situazione demografica di una regione che è molto performante ancora, lo abbiamo visto prima, nella produzione, ma nella sua riproduzione, la riproduzione del capitale umano ha le stesse difficoltà in fondo di tutto il paese, di molte aree anche di altre regioni. Però questo effettivamente deve farci un po' riflettere, perché forse avremmo delle risorse da sfruttare meglio e anche da far fruttare per cambiare un po' la situazione. Come il rapporto ha mostrato molto bene, il punto principale è la denatalità, no? Ormai ci siamo abituati, nascono sempre meno figli, le nascite sono diminuite perché mancano i genitori, perché anche i genitori di fatto sono diminuiti nel loro numero, sono il frutto del calo demografico avvenuto negli anni 70 e 80, e quindi non riusciamo più, come non rimpiazziamo i lavoratori, non rimpiazziamo più neanche i genitori, e questo ormai lo abbiamo capito e ci si può fare ben poco. Rimane però molto basso, anche paragonandolo ad altre aree territoriali, molto basso anche il numero di figli per donna. Siamo quindi a 1,20 più o meno, e quindi a livello medio più o meno italiano, e si fanno i figli, avete visto, sempre più tardi, e penso che pensare che un'età media al primo figlio, quindi quando si entra nello stato di genitori di quasi 32 anni per le donne e oltre i quasi 36 per gli uomini, faccia anche pensare che molti dei progetti riproduttivi di questi, ormai non possiamo neanche più dire giovani, di questi adulti, vengano anche meno per le difficoltà legate alla fertilità. Si parla poco di questo, secondo me, e forse questo è un aspetto su cui si dovrebbe ragionare di più. I tempi sociali si sono spostati in modo che si tenda a prolungare la permanenza dei giovani in famiglia, si esce di casa quindi sempre più tardi, si formano la propria famiglia e la coppia in età più avanzata, ma questo poi si scontra
anche proprio per le difficoltà nel corso di vita di poter anche essere autonomi dal punto di vista economico, ma questo fa sì che si arrivi al punto magari anche di desiderare dei figli e non riuscirli ad avere. Quindi questo è un aspetto importante. L'altro aspetto importante è legato alle difficoltà per chi magari riesce anche o vorrebbe avere figli, ma che si trova nelle condizioni di difficoltà. E alcuni studi recenti, ad esempio, hanno mostrato anche a livello italiano, ma insomma credo che si potrebbe tranquillamente riportare il risultato per il Veneto, è che ad esempio un reddito adeguato, sembra banale, però un reddito adeguato, ma adeguato non è il reddito il primo reddito di entrata dei 1.200 euro, gli 800 euro, ma un reddito superiore ai 1.800 euro permette ad esempio già di uscire dalla famiglia di origine. Il fatto di avere 2 redditi nella coppia, di cui almeno uno sicuro, fa sì che si possa più facilmente progettare la nascita di un figlio. Dobbiamo notare però che ad esempio nel Veneto una donna su 4, più o meno nata negli anni fine anni 70, primi anni 80, concluderà la vita riproduttiva senza figli. Quindi questo è un primo aspetto. La denatalità è qui, però dobbiamo capire come questo sia di fatto un quadro, secondo me una sindrome di difficoltà che ci sono, e le abbiamo viste anche in collegamento, mi collego un po' con quanto diceva il professor Cellini, cioè sul fatto che i giovani sono in difficoltà a fare le proprie scelte e in un contesto che non li aiuta. Quindi qui secondo me sarebbe davvero importante fare rete per capire come la risorsa più importante che abbiamo e che è sempre più scarsa, che è quella appunto dei giovani, come aiutare davvero a diventare autonomi e poter creare quindi le basi per la loro vita. La Regione sicuramente può pensare, può fare qualcosa nel sostegno economico, nel fornire lavoro di qualità e lavoro stabile, e anche di attrarre, come dicevamo prima, talenti. Lo riusciamo a fare magari o comunque giovani da altre regioni, non riusciamo a farlo più di tanto dall'estero, anzi, e poi ne parleremo, perdiamo individui. Ecco, l'altra sfida importante, credo che l'altra risorsa scarsa, dicevamo, è quella ad esempio diciamo, gli squilibri demografici portano anche allo squilibrio del mercato del lavoro. Abbiamo visto che ci sono grosso modo per 100 occupati che usciranno nei prossimi anni nel mercato del lavoro, ne abbiamo appena 30 in grado di rimpiazzarli. Quindi diciamo che questo squilibrio fa preoccupare, perché come fa una regione molto produttiva e molto attiva dal lato economico a sostenere una forza di lavoro che viene meno. Ovviamente questo non può essere creato, cioè non possiamo chiaramente pensare che siano soltanto le future nascite a poter colmare questi gap. Sicuramente è molto importante regolare e governare i flussi migratori. Abbiamo visto come la popolazione straniera dà un contributo, lo dà nel mercato del lavoro, lo dà per ringiovanire la nostra struttura demografica invecchiata, lo dà un pochino anche in termini di riproduzione, ma sicuramente nei prossimi anni nel mercato del lavoro una gestione, una programmazione anche chiara, anche offrendo posizioni anche mirate in settori mirati, dovrebbe essere sicuramente un altro aspetto. Un'altra sfida demografica molto, molto sicuramente allarmante per l'Italia, per il Veneto, anche un po' per molti altri paesi del mondo, è il cosiddetto tsunami grigio, cioè il pesante invecchiamento della popolazione. Lo vediamo nell'invecchiamento, il rapporto l'ha mostrato, nell'invecchiamento della forza lavoro. Ormai abbiamo visto che l'età media degli occupati in Veneto è 46 anni, ci sono
più o meno quasi 2 lavoratori over 45 su 100 under 45, quindi l'invecchiamento è presente nella forza di lavoro, ma è presente anche l'invecchiamento proprio come società e l'invecchiamento demografico vero e proprio. Abbiamo visto che non soltanto, grosso modo, 1/4 della popolazione del Veneto ormai è sopra i 65 anni, è vero anche che a fronte di un'età media più lunga, di una vita più lunga, si ha di solito gli anni vissuti sono anche vissuti per lo più in buona salute, in un buono stato anche di efficienza e di funzionalità, però è vero che poi all'età più avanzata, abbiamo visto i dati sugli over 80, è chiaro che poi gli individui possono essere particolarmente fragili, possono essere colpiti da più malattie e quindi alla fine hanno più bisogno di cure e di servizi, e questo chiaramente è una sfida terribile per i sistemi sanitari. Però questo secondo me è fondamentale, qui secondo me è importante governare il fenomeno conoscendolo con dati sempre più adeguati e sempre più precisi, perché se pensiamo, per fare un esempio così molto, molto chiaro, no? Il numero di pazienti per medico di famiglia, un conto è avere 1500 pazienti con un'età media abbastanza giovane che va dal medico 2 volte l'anno. Un conto, e alcuni penso medici di base potrebbero confermare questo, è avere una popolazione che ha una struttura di pazienti molto invecchiata, magari con età media di 60 anni, e che ha chiaramente molte più richieste. Quindi forse da questo punto di vista, anche nel governare i fenomeni, avere informazioni non solo sul numero di pazienti, ma anche sulle loro caratteristiche, il fatto che possano avere delle fragilità, potrebbe ad esempio aiutare a razionalizzare. E su questo, per esempio, cito un po' un progetto in cui ho avuto anche una collaborazione, che è il progetto IGIT, finanziato col PNRR, che cerca proprio di dire: ok, l'invecchiamento è qui, ma dobbiamo trovare delle strategie per mitigarne gli effetti, e quindi per utilizzare risorse, tecnologia, servizi per rendere la vita degli anziani, che saranno sempre di più autonomi, più efficienti, dalla telemedicina alle app che possono suggerire come nutrirsi, come muoversi, come curarsi. Questo potrà essere la sicuramente per il futuro, e su questo penso che, credo che parlo anche dell'Università per esempio di Padova e di Venezia, si è impegnati anche su questo, da come costruire case più vicine alle esigenze degli anziani, a come per esempio organizzare le città in modo che gli anziani possano anche muoversi in maniera più autonoma, o quindi a misura di anziani. Penso che Sì, un'ultima cosa, lei è d'accordo con il suo collega di Ca' Foscari a proposito del problema della fuga di cervelli, sul fatto che il nostro territorio debba osare un po' di più? Credo proprio di sì, perché pensare che formiamo giovani, che sono già una risorsa scarsa, e l'abbiamo detto, perché l'altra faccia dell'invecchiamento è il degiovanimento, la popolazione diventa sempre meno giovane, ha meno giovani, quindi sono una risorsa preziosa e scarsa, un po' come il diamante, no? È prezioso proprio perché ce n'è poco. E questi giovani, oltretutto formati, sono ancora più rari, perché se hanno un livello di istruzione alto vuol dire che intanto qualcuno ha investito su di loro, le famiglie, ma anche il pubblico ha investito su di loro. Quindi queste risorse che alla fine facciamo fatica a formare, di cui abbiamo enormemente bisogno anche per aumentare quella produttività che permetterebbe una crescita maggiore, perché abbiamo visto che il dividendo demografico fa diminuire la crescita del PIL,
ma la produttività potrebbe aumentarla. Ma come si fa a aumentare una produttività con una forza di lavoro così anziana e facendo fuggire, diciamo, e qui sì che è fuga dei cervelli, brain drain, le persone più formate? Perché non gli si danno opportunità? Abbiamo, secondo me, un po' lasciato e stiamo lasciando una generazione come fosse in sala d'attesa, mentre di questa generazione avremo proprio bisogno per anche fare i salti di qualità che ci permetterebbero di essere più innovativi, di poter crescere di più. E quindi credo che sono d'accordo proprio con il collega che non basta fare interventi per riportare i cervelli quando poi sì, hanno fatto un'esperienza all'estero, ma sarebbe proprio importante garantire qui anche proprio facendo network tra università, tra la regione, come un po' fanno alcune altre regioni, ad esempio la Lombardia, in cui centri di ricerca e progetti di ricerca e innovazione vengono poi gestiti in rete per attrarre anche e non lasciar fuggire questa risorsa così preziosa e che abbiamo visto non ha nessuna intenzione poi di tornare. Sono pochi quelli che vogliono tornare perché stanno meglio, perché hanno impieghi con un reddito e un adeguato, sono per lo più a tempo indeterminato e hanno anche la possibilità, ad esempio, di godere di smart working, di godere di forme, diciamo, più moderne di occupazione che magari meglio si presta anche alla conciliazione. Quindi credo che sì, questi aspetti siano importanti. Oltre, ecco, forse l'ho detto poco prima, oltre ai giovani, l'altra risorsa che può aiutare anche a fronteggiare un po' il calo del PIL dovuto al dividendo demografico è anche il contributo delle donne. Però attenzione, perché se le donne da una parte vogliono essere inserite nel mercato del lavoro, non è giusto farlo poi a discapito delle loro possibili scelte anche riproduttive, quindi la conciliazione deve essere veramente non più un qualcosa di diciamo addizionale o di possibile, ma dovrebbe essere per tutti, per uomini e donne, perché possano essere lavoratori e anche avere la possibilità di avere figli per chi ovviamente lo desidera. Quindi il fattore femminile abbiamo visto che contribuisce ancora poco alla crescita del PIL del Veneto, appena il 3 su 11, quindi ancora molto c'è da fare. L'occupazione è cresciuta, ma è ancora bassa rispetto a anche altre aree europee con simili livelli di sviluppo, e soprattutto è ancora molto influenzata dalla presenza di figli, quindi questo ecco, è sicuramente una discriminante che andrebbe tenuta in considerazione. Grazie professoressa. Allora chiedo alla regia di mandare in onda il video tecnico economico. I sistemi economici evolvono e si trasformano costantemente. Se consideriamo gli ultimi 3 lustri, l'economia italiana e veneta hanno subito diversi cambiamenti e shock, influenzati da crisi economiche, politiche di austerità, processi di digitalizzazione, oltre che dall'impatto della pandemia di Covid-19. Viene studiata l'evoluzione della produzione di ricchezza delle regioni italiane nel confronto con il dato nazionale attraverso l'analisi Shift and Share, una tecnica che consente la scomposizione della crescita economica in alcune componenti. Dal 2010 al 2021 soltanto Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto mostrano una crescita sia strutturale che locale. Ciò significa che in questi territori prevalgono attività nei settori economici più dinamici nel periodo di riferimento nel complesso nazionale e contemporaneamente possiedono dei settori che crescono maggiormente rispetto alla media italiana. All'analisi dell'ultimo decennio è stata affiancata la medesima riferita agli anni più recenti. Il Veneto continua ad avere positive sia la componente locale che quella strutturale, dimostrando la robustezza e la spinta collettiva del territorio.
Nel 2022 in Veneto la produttività media per addetto sfiora i 59.000 euro, mentre il salario medio per dipendente supera i 28.000 euro. Sono valori che si posizionano sopra la media nazionale. Tra il 2010 e il 2022 si osserva che in quasi tutte le regioni italiane il tasso di crescita medio annuo della produttività supera sensibilmente quello dei salari medi per dipendente. In Veneto la variazione media annua dei due indicatori risulta essere superiore a quella registrata a livello nazionale. Tra il 2010 e il 2023 le esportazioni venete registrano una variazione media annua del più 4,6%, una crescita leggermente inferiore a quanto registrato a livello nazionale, ma superiore a quello di alcune importanti regioni esportatrici tedesche e della principale regione italiana per valori di merci esportate, la Lombardia. L'apertura internazionale caratterizza storicamente anche il turismo in Veneto, ma con notevoli differenze da un territorio all'altro. Nel corso degli anni, in generale, è aumentata, e ciò vale soprattutto per la montagna, mentre le terme si dimostrano in controtendenza, con una clientela sempre più italiana. Nel complesso, dal 2010 ad oggi, si registra un forte incremento degli arrivi e variazioni più blande delle presenze per la tendenza di scegliere soggiorni sempre più brevi. Se da un lato l'utilizzo di strutture extra alberghiere è sempre più diffuso, negli alberghi appare evidente la progressiva e inarrestabile attrattività esercitata dall'offerta di qualità. Anche nelle strutture open air si nota l'exploit degli esercizi con categoria più elevata, con il superamento dei propri record storici. Nello stesso arco temporale anche l'occupazione aumenta e la disoccupazione registra valori inferiori rispetto al valore già buono del 2008. Le donne hanno migliorato la loro posizione nel mercato del lavoro e il gap di genere si è accorciato. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai giovani, il nostro potenziale di crescita. Sono stati più colpiti dalle condizioni sfavorevoli del mercato e i loro tassi di occupazione non sono ancora tornati ai livelli del 2008. Fortunatamente stanno diminuendo i ragazzi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET. Nel 2024 rappresentano il 9% dei giovani in età 15-29 anni. Aumentano dunque i livelli occupazionali, ma non altrettanto la qualità del lavoro. I lavoratori a tempo determinato sono cresciuti del 20%, anche se l'andamento è stato segnato dalle crisi economiche che si sono susseguite. Cambia anche l'orario di lavoro e cresce il part-time. Spesso però non si tratta di una scelta, quanto piuttosto di una mancanza di alternative. Positiva invece la crescita dei laureati. Una forza lavoro più istruita e formata può incrementare la produttività, l'innovazione, la digitalizzazione e, in definitiva, innalzare il valore aggiunto della nostra economia. Buongiorno Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Veneto. Buongiorno a tutti, grazie. Molti argomenti tecnico-economico li abbiamo già affrontati, ma a me mi hanno colpito due cose di questo video. Intanto, e anche leggendo il rapporto, il processo di aggregazione delle imprese venete, ne abbiamo già forse anche parlato con la CGIA di Mestre, più società di capitali, meno PMI, meno piccole imprese e contrazione dell'export. È un processo irreversibile questo? Beh, domanda tosta, difficile sapere se è irreversibile o meno. Intanto guardiamo a quello che ci hanno dato i dati e cerchiamo di capire il fenomeno da dove viene e da dove deriva. Anche a me, mi ripeterò, ma piace particolarmente il titolo di questo incontro: Veneto si racconta, il Veneto si confronta, perché appunto grazie ai dati qualsiasi cosa è, appunto qua parliamo di dati, qualsiasi cosa è eventualmente analizzabile e solo quando è analizzabile eventualmente è migliorabile. Quindi anche in questo caso cerchiamo di capire il fenomeno
da dove deriva e dove può portare. Anche l'intervento del dottor Mason prima ha messo il punto su questo aspetto. Non tanto nascono poche nuove imprese, soprattutto piccole, perché i giovani non si mettono in proprio, ha fatto questo quasi appello, mi viene da dire, che ho molto gradito, a questa imprenditorialità che stenta ad arrivare. Certo che appunto con i chiari di luna che ci troviamo è ben difficile anche incentivare, perché abbiamo appunto una scarsa politica diciamo nazionale verso l'impresa, mancanza di investimenti, di aiuto. Ovviamente il tema dei giovani è stato dibattuto qui in tutte le modalità, e la loro appunto magari predisposizione o voglia qui non si riesce ad esprimere, non hanno questo stimolo, e quindi se ne stanno all'estero, se ne rimangono a studiare o quant'altro. E poi ci sono il tema anche qua del fare un'impresa, anche questo il collega Mason prima ha parlato di questi 27 appunto uffici da consultare prima di aprire una semplice lavasecco, e quindi il tema della semplificazione, una semplificazione che devo dire appunto deve succedere non solo per i giovani e per chi vuole aprire, ma anche per le imprese attualmente, perché sono appunto legate e si portano dietro un peso di burocrazia che non le fa essere competitive. Come competitive le nostre imprese non riescono ad essere su un altro tema che ormai ci segue da qualche anno, il tema dell'energia, con un costo dell'energia molto superiore alla media europea. Quindi sono tutti aspetti che diciamo forse in qualche aspetto la dimensione più grande può mitigare leggermente. Un'alternativa a questo secondo me perché poi manca un altro aspetto, nella dimensione grande si può fare più agevolmente ricerca e sviluppo. Una dimensione invece che piccola, che può appunto andare a avere accesso a tutte queste dinamiche che la frenerebbero, secondo me sono le reti d'impresa. Le reti d'impresa che, devo dire, nel Veneto si sono sviluppate per bene e che danno la possibilità anche alle piccole e medie imprese di appunto unire le forze per affrontare diversi temi. Uno su tutti, la ricerca e sviluppo, per esempio, che assolutamente è alla base dell'innovazione prima di tutto, e quando sei un'impresa che innova è un'impresa che affronta i mercati, che affronta tutto il resto. Bisogna avere una capacità di pensare, di immaginare il futuro che sia adatto per il futuro, non che sia adatto con i temi di adesso, il famoso esercizio di fare foresight, non forecast, perché col forecast si fanno su base di dati che ho adesso, ma non sappiamo cosa si riserverà il futuro. Quindi è proprio un cambio, e in questo senso mi trovo totalmente d'accordo al 100% col professor Micelli quando dice abbiamo bisogno di menti giovani, non solamente di gente che lavora, ma menti giovani che hanno questa mentalità che è diversa anche nel loro approccio alla vita, mi viene da dire, e l'abbiamo visto, hanno attraversato il Covid, ma l'abbiamo attraversato anche noi più adulti, ma hanno cambiato i paradigmi rispetto a noi. E quindi non possiamo offrire a loro delle situazioni che sono quelle che abbiamo vissuto noi. Il loro approccio verso il lavoro e famiglia, per esempio, è del tutto diverso. Quindi se dico gli do le possibilità di essere imprenditore, ma devo dargli la possibilità anche di avere una casa, di farsi una famiglia, di avere la possibilità di crescere un figlio, perché se dopo deve mangiarsi lo stipendio per una babysitter, forse fa due conti, allora sto a casa a questo punto. Quindi sono tante dinamiche. E poi io dico che un altro aspetto per aiutare questi giovani potrebbe essere quello. Io vengo da Verona e conosco molto bene il tessuto imprenditoriale della zona. Le multinazionali portano sicuramente tante possibilità di giovani, e soprattutto portano questo effetto anche di contaminazione anche per le imprese locali, anche per gli imprenditori locali. E quindi ci sono, diciamo, le possibilità, bisogna saperle cogliere, e sicuramente, torno ancora nel tema dei giovani, pensare che hanno delle esigenze diverse, che ci piacciono, che non ci piacciono, che le consideriamo etiche o meno secondo i nostri parametri, ma sono diverse.
Grazie. Un passaggio invece sul mercato del lavoro. Abbiamo visto dai dati che abbiamo raggiunto livelli record nell'occupazione e la diminuzione della percentuale relativa della disoccupazione che è ai minimi e soprattutto se confrontata ai dati nazionali. Ecco, ma una domanda invece è sulla qualità del lavoro, lo dice bene il video. È indice forse di qualche difficoltà da parte delle imprese questo aumento del tempo determinato o del part-time che non necessariamente rispecchia la volontà anche del lavoratore? Questo sicuramente fa parte delle difficoltà in cui si trovano le imprese adesso, difficoltà che derivano da tutti gli aspetti che ho elencato prima, dal costo dell'energia, dalla mancanza di investimenti e ovviamente anche dalla difficoltà di trovare personale specializzato, quindi si crea un gap di competitività che poi le imprese stesse non riescono a sostenere e a portare avanti in termini di sviluppo. Devo dire questo in un ambito comunque in Veneto di una struttura imprenditoriale forte e resiliente, ma è certo che non si riesce a fare quello scatto in più che ci fa vincere i 100 metri. Grazie Raffaele Boscarini. Chiedo alla regia di mandare in onda allora adesso il video tecnico sull'ambiente. Il continuo processo di trasformazione del territorio e del paesaggio, legato allo sviluppo urbano e infrastrutturale, alle attività agricole e alle dinamiche insediative, impatta profondamente sull'equilibrio ambientale a scala locale e globale. La qualità dell'aria in Veneto sta migliorando negli anni ed è stato raggiunto il completo rispetto dei limiti annuali per alcuni parametri come il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene ed il piombo. Per altri inquinanti, come il biossido di azoto, il particolato atmosferico e l'ozono, anche se è stato raggiunto il completo rispetto dei limiti annuali, vengono registrati dei superamenti delle soglie giornaliere, più o meno frequenti nel corso degli anni. Resta difficile rispettare la soglia consentita per il PM10, le cui fonti emissive principali sono rappresentate dai riscaldamenti domestici a biomassa, dai trasporti su strada e dal comparto agrozootecnico. I gas ad effetto serra, espressi in termini di CO2 equivalenti, nell'ultimo decennio sono diminuiti di oltre il 14%. In particolare, l'ultimo decennio ha visto per il Veneto una riduzione sia delle emissioni industriali che in parte del settore residenziale e dei servizi, mentre il contributo dei trasporti e del comparto agrozootecnico rimane all'incirca stabile. Nel corso degli ultimi decenni si osservano cambiamenti più rapidi del sistema clima rispetto al passato. Il trend di incremento delle temperature medie annue nell'ultimo trentennio è di più 0,7% gradi centigradi per decennio. Da notare come gli ultimi 3 anni siano stati i più caldi della serie storica, con il 2024 che costituisce, al momento, il massimo assoluto della serie. Il Veneto, già da alcuni anni, mantiene il ruolo di leader nella gestione dei rifiuti, continuando ad interpretare un modello di gestione virtuosa sul panorama nazionale ed internazionale. Supera ampiamente gli obiettivi previsti dalla normativa, anche se risulta comunque fondamentale migliorare la qualità delle frazioni raccolte al fine di ottenere tassi più alti. Nel triennio 2020-2022, circa 2/3 dei corpi idrici fluviali monitorati presenta uno stato chimico buono. Lo stato inferiore al buono del terzo rimanente è imputabile in netta prevalenza al superamento dei limiti di legge del parametro PFOS lineare. Ad eccezione del lago del Frassino e di uno dei corpi idrici del lago di Garda, i rimanenti corpi idrici lacustri regionali presentano stato chimico buono. Le acque di balneazione mostrano un significativo miglioramento dal 2010 al 2012. Dal 2013 al 2018 si registra una certa stabilità nei risultati, mentre dal 2019 al 2021 un lieve peggioramento. Con il 2022
inizia un trend di miglioramento continuo fino al 2024, che vede un più 6,3% di acque di qualità eccellente. Permangono delle criticità, viviamo in un panorama di riscaldamento climatico e di necessarie conseguenze a questo, vediamo per esempio i crolli sulle Dolomiti, e permane anche il dato sulle polveri sottili. Intanto per riagganciarmi al ragionamento di chi mi ha preceduto, anche noi abbiamo un problema e pur essendo nell'ambito della pubblica amministrazione una nicchia, no? Perché noi ci occupiamo di temi che conservano ancora un forte radicamento etico legato all'ambiente, abbiamo però una difficoltà nell'attrarre i giovani e le professioni. Abbiamo fatto concorsi per ricerca di fisici e ne abbiamo trovati 4. Abbiamo provato con gli ingegneri e non riusciamo ad essere attrattivi. Allora, se voi immaginate, piano piano entro allora nella parte di mia competenza, che noi siamo il più grosso produttore di dati ambientali del Veneto. Il dato ambientale noi lo produciamo per analisi, quindi i nostri laboratori processano 70.000 campioni con innumerevoli parametri per campione all'anno. Ma i dati possono essere anche modellati e quindi serve la mente di chi fa i modelli matematici. Ma i nostri dati possono essere anche stimati e quindi serve la capacità statistica per la stima. Quindi tutto questo diventa per noi difficoltà. In questo chiaroscuro che cosa però possiamo mettere in evidenza? Che abbiamo superato l'effetto cronico del tema del particolato. Perché? Perché da 15 anni noi non abbiamo più problemi nel rispetto della media annuale. Quindi quando parliamo di PM10 dobbiamo parlarne avendo chiaro che in Veneto da ormai 15 anni il tema della cronicità del valore del PM10 non esiste più. Abbiamo però un problema di natura acuta, quindi effetto cronico, effetto acuto, che è il superamento della media giornaliera. Abbiamo ancora molti territori del Veneto che superano la media giornaliera per più di 35 giorni all'anno. Quindi in questo chiaroscuro siamo stati un po' bravi nell'avere una politica di lungo respiro, abbiamo però problemi che sono comunque i problemi della pianura padana. Noi apparteniamo in sostanza a un sistema complesso, Alpi e Appennini, e una sacca dove non possiamo parlare di qualità dell'aria di Padova piuttosto che di qualità dell'aria di Brescia o di Milano, ma dobbiamo parlare di qualità dell'aria del bacino padano. E questa capacità di affrontare come bacino padano adesso c'è. È stato rivisto il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria dove gli elementi, se voi pensate che il precedente piano regionale era un piano che proveniva dalla cosiddetta area ambiente, oggi il piano è proposto dall'area ambiente, ma cogliere gli aspetti con l'agricoltura, cogliere gli aspetti con il disegno delle città, cogliere gli aspetti con i trasporti diventa l'elemento fondamentale per arrivare lì. Non si può poi scindere il tema della qualità dell'aria da quello che sta succedendo. Noi non facciamo politiche, noi siamo il termometro della regione, no? Proprio per parlare di temperature. Ma è evidente che la mitigazione del cambiamento climatico ha una scala più globale, non è neanche a scala italiana. È evidente che però le politiche che governano la capacità di adattamento invece sono locali. Abbiamo capito che la temperatura, e abbiamo visto prima che ci portiamo appresso 0,7 nelle stagioni
inverno, estate, autunno e 0,4 nella primavera, ma insomma siamo tra lo 0,65 e 0,7 gradi di incremento nel decennio. Che cosa porta? Porta ad una enorme quantità di energia che poi si trasforma in piovosità, che non sta cambiando, non piove di più e di meno. Perché? Perché abbiamo visto il 2022 uno degli ultimi anni fortemente siccitosi e poi abbiamo visto immediatamente il 2024 con problemi di alluvioni. Ma quello che cambia è come questa energia poi arriva sulla Terra e allora diventa tanta acqua in poco tempo, ma allora diventa tanto caldo che il permafrost, che tiene legata in sostanza la terra, la ghiaia. Avete sentito tutti, in questi giorni si parlava dello zero termico a 5.000 metri, no? Allora è evidente che non ho più il permafrost che tiene, ho grandi quantità di acqua che mettono in viaggio anche grandi quantità di sedimenti. Che cosa fare? Allora, le politiche globali non spettano a noi, ma il monitoraggio per rendere sicuro. Se voi pensate che noi abbiamo 400 stazioni idronivo-meteo sul territorio del Veneto che danno informazioni costanti 24 ore su 24, ridondate, che vuol dire trasmesse via cellulare ma anche trasmesse via radio. Questo che cosa fa sì? Che ciò che è successo per esempio nel 2010 con l'alluvione, con maggiori quantità d'acqua in gioco, oggi non succeda più. Ma perché? Per gli invasi, per la laminazione, per i monitoraggi che costantemente si fanno. Sì, adesso abbiamo di fronte anche ad una nuova sfida, sempre collegata agli anni particolarmente piovosi. E quale indicazione potrebbe dare l'ARPAV, soprattutto adesso per quanto riguarda la montagna che frana? Allora, la necessità, e in questi giorni anche i nostri sono su insieme con i colleghi regionali, è mettere a punto un sistema di monitoraggio, perché di questo si tratta, di produzione di dati, affinché chi decide e governa l'emergenza abbia a cuore la sicurezza dell'uomo. È evidente, come dicevo prima, che il monitoraggio diventa il numero, la portata di un fiume che consente poi al genio civile di effettuare la manovra. Quindi il legare strettamente il numero, il dato, la professionalità, come dicevo prima, di chi si mette dal punto di vista statistico, matematico, modellistico, a fare ragionamenti che mettano in condizione il governo dell'emergenza. Quindi noi abbiamo alcuni elementi da governare in emergenza e altri elementi da governare in tempo di pace, diciamola così. Perché? Perché poi anche sul tema acqua abbiamo i due risvolti. Abbiamo l'alluvione, ma abbiamo nel 2022 30 chilometri di cuneo salino in risalita. Quindi la necessità di vedere l'acqua come risorsa da preservare, da utilizzare, e anche come elemento fortemente dirompente nell'ambito delle emergenze da governare anche a tutela della sicurezza dell'uomo. Grazie dottor Tomiato. Gianna Danieli, 1000 esperti PNRR. Noi abbiamo una grandissima risorsa che sono i fondi del PNRR e che in questo periodo potrebbero anche servire ad affrontare i tanti temi critici, no, per il nostro territorio. Uno di questi è la semplificazione. Ecco, cosa sta accadendo? Grazie per l'invito, che consente di illuminare un aspetto che è stato evocato incidentalmente, ma non a caso, anche negli interventi delle associazioni che mi hanno preceduto. E cioè il fatto, e peraltro che trova conferma in quello che ha appena detto ora il dottor Mason rispetto al tema della complessità di alcune materie, di alcuni argomenti. Noi viviamo in una società complessa perché è una società che tutela diritti, vorrei che questo fosse anche un po' considerato. Quindi se dobbiamo considerare il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, il diritto al paesaggio, il diritto alla partecipazione, alla trasparenza, eccetera, è chiaro che viviamo necessariamente in una società
società complessa anche dal punto di vista amministrativo. Questo quindi comporta degli oneri. Ora, gli oneri amministrativi sono l'argomento che impatta grandemente nei confronti dei cittadini, va bene, ma nei confronti delle imprese. Il riferimento ai 27 procedimenti, ovviamente, che è stato fatto e che in parte ancora risponde, o al 28esimo, ad una criticità, è un argomento che non può essere, come dire, lasciato marginale, perché se di fronte alle pandemie o di fronte alle guerre non possiamo fare molto salvo attrezzarci, invece sotto il profilo della capacità di innovare anche cambiando in qualche maniera, semplificando, rendendo più semplici le nostre amministrazioni o le nostre procedure, certamente lo possiamo fare. Allora partirei da un fatto o da un diritto, se vogliamo, e cioè che la Carta ormai europea dei diritti ci dice che abbiamo diritto ad una buona amministrazione, dove buona amministrazione significa sostanzialmente ormai, oggi, semplificazione, perché il concetto di semplificazione oggi è un valore in sé, un valore che ha una traduzione molto concreta in termini economici e, se vogliamo, anche di possibilità di riduzione appunto o di aumento del PIL. Ora, non è un tema nuovo, vorrei dirlo, è un tema che è stato posto negli ultimi 20 anni, anzi forse 30, a partire dal livello internazionale, dall'OCSE, che è oggetto delle strategie europee. Parliamo di strategia di Lisbona ancora, in cui si parla di costruire un ambiente regolamentare fondato su una capacità agile, no? Di poter intervenire, che anche questa regione ha avuto prima, anche se vogliamo, del progetto di cui tra un attimo parlerò, a cuore, perché nel programma di mandato esattamente questo ci si propone di fare: semplificare, monitorare e rivedere le proprie procedure, ridurre gli adempimenti e sostanzialmente assicurare un controllo sull'attività amministrativa. Qual è la differenza del progetto 1000 Esperti, che è un progetto finanziato, è una riforma abilitante nell'ambito del PNRR, perché appartiene a tutta questa, rivoluzione, si potrebbe dire, che poi vedremo se riusciremo ad attuare, di transizione energetica, di digitalizzazione e di modernizzazione dei nostri territori. Ha come valore, a mio avviso, comunque come peculiarità, che mette il fattore tempo al centro, dandogli un valore preciso, cioè monitorare i procedimenti si fa anche in base ad altre leggi, ma dover assicurare il rispetto di parametri migliorativi, quindi di target di risultato, nel senso di azzerare procedure pendenti o di diminuire i tempi dei procedimenti, invece è un impegno che è legato anche al mantenimento dei fondi. Quindi il nostro Stato non brillava, non brilla ancora perfettamente, ma qualche elemento di ottimismo lo darò, rispetto agli altri Stati europei. Per questo una riforma abilitante che metta al centro il tema era evidentemente necessaria. Poi naturalmente sta anche alle regioni interpretare, e allora in questo senso devo dire che la traduzione, l'approccio che la Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'attuazione del PNR, che gestisce il progetto e coordina noi esperti, è stata proprio quella di avere una visione profonda sul tema della semplificazione e anche sinergica, cioè la prima cosa, come farebbe, mi viene da dire con un'espressione forse un po' casalinga, una brava massaia, pulire, no? Cioè abbiamo un quadro normativo che sappiamo essere a tutti i livelli caotico, sovrapposto, inutilmente ridondante, perché non ha nessun senso avere 3 norme di 3 livelli diversi, 4 a volte, 5 anche, no? Che dicono la stessa cosa. Quindi pulizia, semplificazione normativa, meno regole, poche regole chiare, garantiscono, e una naturalmente pubblica amministrazione efficiente e rispettosa dei tempi, favoriscono lo sviluppo economico del territorio e lo rendono attrattivo, quindi sono in grado proprio di fare quel miglio che ancora ci serve. Ora, quindi semplificazione legislativa, questa regione è partita proprio dal settore più
complesso, che è quello dell'ambiente. Abbiamo appena finito di sentire quanto interconnessi e quanto integrate debbano essere le valutazioni ambientali. Non si può pensare che questo non abbia un impatto in termini di tempi, ma si può trovare un modo, ci si possono attuare ovviamente attraverso appunto delle riforme anche degli strumenti che consentano di velocizzare. La seconda importante settore in cui si è concentrata l'attenzione è quello della semplificazione amministrativa, cioè anche a legislazione invariata si può fare molto, basta applicare gli istituti che già esistono e spesso sono, magari percepiti come di difficile o incerta applicazione. Questo significa quindi che devo avere anche una pubblica amministrazione competente e comunque una diffusione della cultura amministrativa che consenta a tutti i livelli, e quindi ovviamente a quelli poi più vicini al cittadino e spesso anche più fragili come sono i comuni, penso naturalmente ai piccoli comuni, non ai grandi comuni, di essere in grado di far fronte anche adesso in questo momento per esempio alla spendita dei fondi PNRR, che è tutt'altro che una banalità, è tutt'altro che semplice. Ecco quindi che si può fare molto anche rispetto alla diffusione di una cultura amministrativa e al supporto da parte, in questo caso la Regione ovviamente era protagonista e quindi ha esercitato anche un ruolo direi essenziale, perché non era così semplice dover organizzare un monitoraggio finalizzato al miglioramento con tutte le azioni necessarie. Supporto alle amministrazioni che in questa Regione è stato organizzato e attuato attraverso strumenti come una task force in materia di appalti e di supporto ai progetti PNRR per aiutare proprio soprattutto i comuni più in difficoltà a spendere i finanziamenti e a raggiungere gli obiettivi, e poi attraverso un'azione di incontri, di scambio anche con le amministrazioni che avevano come oggetto e che hanno ancora come oggetto naturalmente l'applicazione delle misure di semplificazione. E la differenza l'hanno fatta, questo vorrei dire, si è vista nei dati, cioè il monitorare, abbiamo anche scritto, ed è l'appendice al rapporto statistico che mette in evidenza questo dato, insieme alle azioni poste in essere, ha consentito di vedere i risultati, naturalmente per alcuni settori maggiori, per altri ancora in divenire, ma progressivamente i tempi dei procedimenti e gli arretrati sono diminuiti, che significa che se ci si mette, ovviamente se ci si crede anche, perché è facile, scusate, io sono stata per molti anni dentro, ho investito da giovane, ero una di quelle che hanno fatto i concorsi insieme ad altre persone qui presenti, che saluto con piacere, a 26 anni, quando era una attrattiva la pubblica amministrazione. Allora bisogna crederci e investire ovviamente anche su una pubblica amministrazione che sia adeguata all'altezza e che abbia una cultura amministrativa. Se si vuole stare in pubblica amministrazione a tutti i livelli bisogna imparare, bisogna studiare anche il diritto amministrativo. Mi spiace, ma è un dato ineliminabile. Un imprenditore bravo nel settore della robotica ovviamente deve quantomeno capirne qualcosa. Chi vuole avere a che fare o chi deve avere a che fare, chi è necessario che abbia a che fare, deve avere anche questo. Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo dire senz'altro che i risultati sono in linea con i target, noi li stiamo rispettando, questo non è un dato banale, perché significa che abbiamo compreso la missione, siamo riusciti comunque non senza difficoltà ad organizzare il lavoro degli esperti, a coordinarci con gli uffici, a riuscire a trovare comunque la possibilità di abbattere i tempi. Senz'altro c'è un altro anno davanti e quindi contiamo anche di avere risultati anche migliori. Però sono necessarie anche azioni di lungo periodo, cioè il tema della semplificazione non è, come si è anche detto, un tema momentaneo, un tema così che si fa
2 o 3 anni di intervento e poi tutto si risolve magicamente. No, è un argomento che deve essere profondamente assorbito all'interno e anche condiviso con le categorie, con tutte le amministrazioni e con anche gli enti funzionali, insomma, no? C'è molto da fare e c'è molto da fare in sinergia. Quindi a noi pare che questo possa essere fatto attraverso un presidio, a noi pare, ne siamo auspicabilmente naturalmente, e che quindi questo sforzo di investimento su una pubblica amministrazione e su presidi a tutela della semplicità, ma anche della riduzione degli oneri, sia proprio quello che consentirà di fare quell'ultimo miglio che insomma è stato citato. Grazie. Grazie dottoressa Danieli. Siamo arrivati alla fine. Se ci sono domande da parte del pubblico, i nostri relatori sono disponibili e poi affiderei le conclusioni e il dibattito finale al dottor Michele Pelloso. Qualche considerazione, domanda, qualche suggestione? Vedo persone scuotere un po' la testa, qualcuno, solo qualcuno. Vedo i rappresentanti dei sindacati che intanto saluto caldamente. Rimandate in altre sedi, magari uno alla volta, non tutti assieme. Bene, allora io ringrazio i partecipanti, la giornata è piuttosto calda, e i relatori, chi si è collegato via web per questa mattinata di riflessione che avete visto ha messo in luce aspetti positivi, ma non ha nascosto neanche le criticità e gli aspetti su cui occorre lavorare e che sono stati bene rappresentati dai relatori. Molte le suggestioni, un po' è questo lo scopo delle giornate odierne, cioè raccontare il lavoro e quanto rappresentato nel rapporto statistico, ma anche offrirlo agli stakeholder, ai cittadini, alle imprese, al terzo settore per una riflessione in futuro. E quindi noi siamo onorati di questo impegno che riteniamo di portare avanti anche nei prossimi anni. Noi individuiamo sempre i primi di luglio a ruota con quanto viene presentato da Banca Italia, che nel rapporto sulle economie dedica l'ultima settimana di giugno, quindi noi ci mettiamo anche per rispetto dell'istituzione ai primi di luglio, però riteniamo che sia un momento in cui si possano tirare le fila anche rispetto ad altri rapporti che mano a mano vengono prodotti nella prima parte dell'anno. Se mi permettete un ringraziamento particolare ai colleghi della Unità Organizzazione Statistica che si sono molto impegnati, hanno già ricevuto i complimenti, quindi semplicemente io li riprendo in questo senso perché hanno fatto veramente un grande lavoro. Adesso ci aspetta un po' di rinfresco, per cui siete tutti invitati a fare anche un po' di relazioni informali. Ancora grazie e a risentirci al prossimo luglio 2026. Grazie.